Natale 2021, taglio di Po, bellissima ormai ricorrenza, fatto anche l'anno scorso, slitta che gira per i commercianti, quest'anno con la variante trenino per i bambini. E naturalmente siamo con Daniele Passarella, l'assessore Marangoni e due rappresentanti della Proloco. Assessore, allora cosa devono aspettarsi oggi per questa festa? Beh, oggi praticamente sarà una festa dedicata alle nostre attività produttive, perché oltre ad avere praticamente le renne e il Babbo Natale che cerca di portare un po' di colore nella nostra cittadina, andremo praticamente a passare per le nostre attività a fare gli auguri tradizionali, che ormai è diventata una tradizione perché già dall'anno scorso facevamo questa cosa qua, e insieme alla Proloco e all'associazione Foglie Vive che abbiamo organizzato questa iniziativa, quindi oggi sarà un'iniziativa abbastanza divertente e interessante, insomma, perlomeno. Ecco, ricordando che la sinergia tra Proloco, amministrazione, quasi tutte le associazioni, ma soprattutto Foglie Vive, e siamo con Daniele Passarella. Foglie Vive, innanzitutto spieghiamo cos'è. Foglie Vive è un'associazione di volontariato che aiuta le famiglie con difficoltà di varie tipologie, facendoli lavorare nel nostro orto e producendo queste verdure che anche oggi siamo qui a consegnare ai commercianti e agli artigiani di Taglio di Po. Questa è l'attività di Foglie Vive. L'ho fatto in maniera un po' semplicistica, però è la cosa più importante che noi facciamo. Ecco, diciamo che la particolarità di questa giornata è che invece di chiedere ai commercianti un contributo, date gratuitamente ai commercianti un premio. Io direi che, visto la generosità dei commercianti e degli artigiani del paese che ad ogni manifestazione sono presenti, e visto la bravura nel rimanere aperti in questi 2 anni così difficili, penso che questo sia il minimo che possiamo fare.